Eder. Mech. Pallister. Omicidio Liliana Resinovic. Svolta nell'inchiesta. Il marito Sebastiano Visintin indagato per la morte della moglie. È arrivata la notizia che da settimane, se non da mesi, molti si aspettavano. Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati per la morte della moglie. L'indiscrezione era stata anticipata da Eder già il 19 marzo. Questo rappresenta una svolta importante in un caso complesso e doloroso che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica sin dal principio. Una iscrizione dovuta, come si dice in gergo giudiziario, considerando i recenti sviluppi dell'inchiesta, ma anche un passaggio tutt'altro che scontato sul piano umano ed emotivo. Se si pensa che Visintin, fin dai primi momenti della scomparsa della moglie, si era proposto come uno dei principali interlocutori pubblici della vicenda, sostenendo la tesi del suicidio. Ora, invece, il quadro appare drasticamente diverso. Il punto di svolta è arrivato con le conclusioni della perizia medico-legale disposta dalla Procura di Trieste, affidata all'anatomopatologa Cristiana Cattaneo, affiancata dai consulenti Vanin, Tambuzzi e Leone. Lo studio, lungo oltre 200 pagine, ha demolito definitivamente l'ipotesi, definita azzardata, di un suicidio, affermando con forza che Liliana è stata uccisa e che la sua morte risale a una precisa finestra temporale, la mattinata del 14 dicembre 2021, esattamente il giorno in cui ne era stata denunciata la scomparsa. Secondo i periti, la 63enne sarebbe morta entro 4 ore dalla colazione, che aveva fatto intorno alle 8:30 del mattino. L'ultima immagine che la ritrae viva risale alle 8:50, quando è stata ripresa da una videocamera su un autobus mentre attraversava Piazzale Gioberti, a pochi metri dalla sua abitazione. Poi il silenzio. Il corpo verrà ritrovato 3 settimane dopo, il 5 gennaio 2022, nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, dentro 2 sacchi neri da rifiuti solidi. Uno infilato dall'alto e l'altro dal basso, con la testa infilata in 2 sacchetti per alimenti, chiusi strettamente con un laccetto attorno al collo, una modalità di occultamento che, secondo gli esperti, è incompatibile con un gesto autoinflitto e che racconta, semmai, di un tentativo maldestro ma deliberato di nascondere un delitto. Martedì scorso, gli inquirenti avrebbero perquisito l'abitazione di Visintin, un blitz durato oltre 7 ore, dal quale non sarebbero usciti a mani vuote. Nessun dettaglio ufficiale è trapelato su quanto sia stato sequestrato. Ma il fatto che l'operazione sia avvenuta dopo la chiusura della perizia della Cattaneo e dopo il rigetto della richiesta di archiviazione da parte del GIP fa pensare a un'azione ben ponderata. Già nei giorni scorsi, Sergio Resinovic, fratello della vittima, era tornato a chiedere pubblicamente che la magistratura aprisse un'indagine su Visintin, rilanciando sospetti mai del tutto sopiti e indicando anche possibili complicità familiari, comprese quelle di figli, consorti e amici stretti. Aveva parlato di femminicidio a sfondo economico, facendo riferimento sia a presunti dissidi patrimoniali sia a un movente di controllo e dominio. Secondo quanto dichiarato da Sergio, Visintin sarebbe stato l'unico ad avere interesse a far ritrovare il corpo, poiché ciò gli avrebbe permesso non solo di accedere all'eredità, di cui una parte è poi finita al fratello, ma anche di beneficiare della reversibilità della pensione di Liliana. Una lettura che ora, alla luce degli sviluppi investigativi, assume un peso del tutto nuovo. Il rigetto della richiesta di archiviazione, firmato dal giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti, ha rappresentato un altro passaggio decisivo. Il GIP non solo ha respinto l'idea che non ci fossero elementi per proseguire, ma ha anche disposto nuove indagini e, soprattutto, ha indicato espressamente di procedere per omicidio. Un cambio di passo netto che ha costretto la procura a rivedere l'intero impianto investigativo. Oggi, quindi, l'iscrizione di Visintin nel registro degli indagati non è più un'ipotesi remota, ma un atto formale che apre scenari inquietanti. In attesa di ulteriori sviluppi, resta l'amarezza di una vicenda che ha lasciato irrisolti molti interrogativi per troppo tempo, e resta soprattutto il dolore di una famiglia che da oltre 2 anni cerca verità e giustizia per Liliana.
una donna la cui vita è stata brutalmente strappata via, in circostanze che solo ora iniziano a essere comprese. Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha accolto la richiesta avanzata dai legali del 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, la giovane trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco, in provincia di Pavia. La misura consentirà a Stasi di uscire dal carcere durante il giorno. Non solo per motivi di lavoro, attività che svolge da tempo fuori dall'istituto penitenziario, ma anche per prendere parte a iniziative mirate al suo reinserimento sociale. Ogni sera, però, dovrà fare rientro nella casa di reclusione di Bollate, dove sta scontando la pena. Si tratta, nei fatti, di un nuovo e significativo passo verso la completa libertà, che, considerando gli sconti già maturati, potrebbe arrivare nel 2028. La notizia è arrivata nella giornata di oggi, poco dopo la diffusione del servizio da parte del telegiornale regionale. È stata Rita Preda, madre di Chiara Poggi, a confermare all'ANSA di aver appreso quanto deciso dai giudici proprio grazie al TG. Come già accaduto in passato in occasione di sviluppi giudiziari legati al caso, la famiglia Poggi si prepara all'inevitabile assedio mediatico. Nonostante la stanchezza emotiva, la signora Preda non si sottrae a un breve ma intenso commento: "L'abbiamo saputo poco fa. Proviamo solo, ancora una volta, tanta amarezza. Speriamo solo di non incontrarlo mai". La decisione del tribunale arriva a distanza di pochi giorni dall'udienza dello scorso 9 aprile, durante la quale la Procura Generale di Milano, rappresentata dalla sostituta procuratrice generale Valeria Marino, aveva chiesto il rigetto della misura. In subordine, la Procura aveva domandato un rinvio del procedimento per approfondire alcuni elementi, tra cui la partecipazione di Stasi a un'intervista televisiva andata in onda il 30 marzo scorso durante il programma Leyen. L'intervista, rilasciata nel corso di un permesso premio, era stata concessa senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonostante l'assenza di ravvedimento da parte del detenuto, elemento che, va precisato, non rappresenta un requisito imprescindibile per la concessione della semilibertà. I giudici hanno espresso parere favorevole, ritenendo sussistenti le condizioni per un ulteriore percorso di apertura rispetto alla detenzione piena. Mentre Stasi continua a beneficiare di uno status giuridico sempre più vicino alla libertà, resta vivo il contenzioso giudiziario che lo vede indirettamente coinvolto. La Procura di Pavia prosegue infatti l'inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, attualmente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Un elemento, quest'ultimo, su cui Stasi e i suoi difensori hanno a lungo insistito, chiedendo, anche dopo la condanna definitiva, che si aprissero nuove piste investigative. Proprio questa vicenda potrebbe riaccendere i riflettori sul delitto di Garlasco, una delle pagine giudiziarie italiane più controverse e discusse degli ultimi 20 anni. L'esecuzione di Vittorio Boiocchi, storico leader della curva nord interista freddato a colpi di pistola alla sera del 29 ottobre 2022 sotto casa. È stata un omicidio pianificato con precisione militare e motivato da interessi economici e di potere. A 2 anni di distanza, la confessione di Andrea Beretta, suo successore alla guida della curva, oggi collaboratore di giustizia, ha squarciato il velo su una vicenda che ha intrecciato il mondo del tifo organizzato con le dinamiche tipiche della criminalità organizzata. Un intreccio oscuro che, secondo gli inquirenti, ha portato non solo all'eliminazione del capo storico del tifo nerazzurro, ma anche, 2 anni più tardi, all'omicidio del boss calabrese Antonio Bellocco, diventato socio di Beretta nella gestione delle attività legate alla curva. La svolta nelle indagini è arrivata con la confessione di Andrea Beretta, arrestato per l'omicidio di Antonio Bellocco e successivamente diventato collaboratore di giustizia. È stato lui, secondo quanto ha raccontato agli inquirenti della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, a pianificare e commissionare l'eliminazione di Boiocchi, con l'obiettivo di prenderne il posto al vertice della curva. Un'escalation interna,
quindi, che nasce da dissidi economici e divergenze sulla gestione del potere. Beretta avrebbe messo sul piatto 50.000 euro per organizzare l'agguato mortale. Soldi, secondo quanto riferito, provenienti dagli ammanchi della cassa comune gestita dai capi della curva, in particolare dai proventi della vendita del merchandising. Lo stesso denaro che aveva provocato l'ira di Baiocchi, il quale avrebbe accusato Beretta di sottrazioni indebite e preteso un controllo approfondito dei conti, temendo di essere estromesso e forse anche esposto. Beretta avrebbe deciso di anticipare le mosse del suo capo, affidando a 2 killer professionisti il compito di ucciderlo. Il cerchio si è chiuso il 10 aprile 2025. Con l'emissione di 6 misure cautelari firmate dal GIP di Milano Daniela Cardamone. 4 dei destinatari dei provvedimenti si trovavano già in carcere. Oltre allo stesso Beretta, sono coinvolti Marco Ferdico, ex portavoce della curva, e suo padre Gianfranco, entrambi ritenuti tra gli organizzatori del delitto, e Cristian Ferraio, altro sodale del gruppo. Le altre 2 ordinanze hanno invece colpito gli esecutori materiali dell'agguato. Il primo è Pietro Andrea Simoncini, 41 anni, originario di Vibo Valentia, arrestato in Calabria. Il secondo, Daniel D'Alessandro, 29 anni, è stato individuato e catturato nella località balneare bulgara di Sveti Vlas, sul Mar Nero, dove viveva da latitante da alcuni mesi. Di lui si sa che ha un passato nelle guerre di mafia del Vibonese, la cosiddetta faida delle preserre, ed è stato reclutato proprio per la sua esperienza nel compiere omicidi con modalità militari e silenziose. L'omicidio di Baiocchi non è stato solo un regolamento di conti interno. La modalità con cui è stato compiuto, un agguato eseguito da 2 uomini in moto, armati e con il volto coperto, ha convinto i magistrati a contestare anche l'aggravante mafiosa. L'azione non era infatti solo funzionale a un ricambio di vertici. Serviva a lanciare un messaggio all'interno della curva e consolidare un nuovo assetto di potere in un ambiente in cui la linea tra tifo, affari illeciti e criminalità organizzata è da tempo molto sottile. In questa ricostruzione, un ruolo cruciale lo ha avuto Mauro Nepi, anche lui ultra dell'Inter, già in carcere da settembre nell'ambito di un'altra inchiesta sulle curve. Sarebbe stato lui, secondo Beretta, a offrirsi per risolvere il problema, fungendo da intermediario per trovare i sicari, un ruolo che gli inquirenti stanno tuttora vagliando, ma che lo pone al centro delle dinamiche che hanno portato all'eliminazione di Baiocchi. Particolarmente significativa, nella confessione di Beretta, è la netta separazione dai Bellocco. Per quanto riguarda l'omicidio Baiocchi, non c'entra niente Antonio Bellocco e la famiglia Bellocco, siamo stati noi a organizzare tutto. Una frase che svela anche i delicati equilibri tra il mondo ultra e la criminalità organizzata calabrese, ma quell'alleanza, nata dopo la morte di Baiocchi, non è durata a lungo. Proprio Beretta, infatti, ha poi ucciso anche Antonio Bellocco nel 2024, in circostanze ancora in parte coperte dal segreto investigativo. Un ulteriore passaggio di una faida che ha continuato a mietere vittime. La risposta delle istituzioni. Con questi provvedimenti riteniamo di aver accertato tutte le responsabilità relativamente ai fatti di sangue commessi nell'ambito delle curve, ha dichiarato il procuratore capo di Milano Marcello Viola durante la conferenza stampa convocata per illustrare l'operazione. Un messaggio netto, rafforzato dalle parole del questore Bruno Megale. Serviva un messaggio preciso dopo la ferita profonda che questo fenomeno aveva inferto alla città di Milano. L'inchiesta segna un punto di non ritorno. Il tifo sta cambiando, anche grazie a provvedimenti come questi. La vicenda segna uno spartiacque. Da un lato mostra la pericolosa saldatura tra tifo organizzato e criminalità, dall'altro rappresenta, secondo le autorità, un'occasione per riformare e bonificare il mondo delle curve, una bonifica che, almeno nelle intenzioni, parte dalla giustizia ma si riflette sul modo stesso di intendere il tifo, riportando, o almeno tentando di riportare, lo sport e la passione al centro di un ambiente spesso contaminato da interessi oscuri. Ilaria non ci andava nemmeno quando stavano bene, figuriamoci dopo, parla il padre della studentessa uccisa a Roma dall'ex fidanzato. Ilaria Solla, la studentessa di 19 anni uccisa a Roma,
non sarebbe mai andata di sua spontanea volontà a casa dell'ex fidanzato, Mark Sampson. L'uomo che oggi si trova in carcere con l'accusa di averla uccisa, ne è certo il padre della giovane, Flamur Sula, che ha parlato con la stampa nello studio del suo avvocato, Giuseppe Sforza, a Terni, la città in cui la famiglia vive da anni. Ilaria non ci andava nemmeno quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati, è una cosa assurda, è inconcepibile, ha detto l'uomo con voce ferma ma carica di dolore. Per lui, non ci sono dubbi, la figlia non avrebbe mai messo piede in quell'appartamento per sua scelta, soprattutto dopo la fine della relazione con Mark, una convinzione che rafforza il sospetto che Ilaria possa essere stata attirata, ingannata o portata lì contro la sua volontà. L'incontro con i giornalisti è avvenuto in un clima teso e carico di emozioni. Accanto a Flamur, c'erano la moglie Jime e il figlio Leon, il fratello minore di Ilaria. Tutti e tre hanno parlato con compostezza, ma anche con fermezza, cercando di dare voce a un dolore che da giorni li sovrasta, alla domanda se ritengano che possano esserci altre persone coinvolte. Oltre a Mark, Flamur ha preferito mantenere un atteggiamento cauto, rispondendo: "Ci pensa chi sta indagando a chiarire tutto. Nessuna accusa diretta, ma il sospetto che il delitto possa non essere stato commesso da solo resta, soprattutto alla luce delle ultime indagini che coinvolgono la madre di Mark Sampson, indagata per concorso in occultamento di cadavere." I genitori di Ilaria hanno poi commentato le scuse inviate da Mark dal carcere, che la famiglia ha definito semplicemente inaccettabili. "Non esistono scuse, quello che ha scritto non mi interessa, ha perso tempo", ha detto Flamur. Dice che sta piangendo? "Noi piangiamo da 20 giorni, Ilaria non meritava questa fine, non si può uccidere una persona e poi dire che la si ama, se ami una persona, non la ammazzi", con voce carica di rabbia e delusione. Il padre ha ricordato anche gli attimi vissuti con Mark Sampson in questura, nei momenti successivi alla scomparsa di Ilaria. "Gliel'ho chiesto, faccia a faccia, ma tu c'entri qualcosa con la scomparsa di Ilaria? E lui mi ha risposto: io l'amo Ilaria, non le farei mai del male, e invece il male più grande gliel'aveva già fatto". Mentiva, guardandomi negli occhi. Poi è toccato alla madre, Jime, che ha rivolto parole durissime nei confronti della madre di Mark, oggi coinvolta nell'inchiesta. "Quella non è una madre. Una madre come lei non deve esistere", ha dichiarato senza alzare lo sguardo. "Una madre non aiuta un figlio a nascondere un cadavere, non si può aiutare un figlio a nascondere una ragazza, a nascondere nostra figlia. Non so che cuore abbia. Non lo so". Durante la conferenza, i genitori hanno anche parlato degli ultimi messaggi ricevuti dal cellulare di Ilaria, poco prima che il suo corpo venisse ritrovato. Messaggi strani, impersonali, freddi, che sin dal primo istante avevano fatto temere il peggio. "Che dovevamo pensare?", ha detto il padre, "che non era lei. Se fosse stata Ilaria, qualsiasi cosa fosse successa, nel bene o nel male, ci avrebbe chiamati. Non ci avrebbe mai lasciati con un messaggio o una storia su Instagram. Lei parlava con noi, sempre. Non ci avrebbe mai tenuti all'oscuro". E infine, il ricordo più struggente: chi era Ilaria? Per capirlo, basta guardarsi intorno, basta sentire cosa dice la gente. Era una ragazza forte, solare, piena di sogni, voleva entrare nella Guardia di Finanza, era determinata, aveva tanti progetti, tanti sogni spezzati in modo brutale, in un luogo che non avrebbe mai dovuto raggiungere, e per mano di una persona che aveva fatto parte della sua vita. Un delitto che ha stravolto 2 famiglie, ma che per una sola ha lasciato un vuoto incolmabile, e un'unica certezza: Ilaria non meritava questa fine. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.